Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio che assegna per Radio Libertà il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Infatti ci sono e saluto tutti quanti voi. Bentornato su Radio Libertà. Grazie. Dunque, oggi un Bamba, diciamo, figlio anche di un esito elettorale, ecco. Sì, infatti è la prima volta che assegniamo un Bamba così solenne a un parlamentare, per di più straniero. Mi riferisco a Soumahoro, si dice così, spero. Sì, Soumahoro credo, ma ci siamo capiti. Soumahoro. Ecco, questo signore che è diventato parlamentare per interferenza diretta della estrema sinistra italiana, poi è diventato famoso più che per sé, per le sue imprese, visto che non ne ha compiuto una, ma per il fatto di avere sposato una sua conterranea che ha una mamma abbastanza abile, le quali sono riuscite a diventare ricche. E lui si dichiara estraneo da questa vicenda, perché la ricchezza comporta anche qualche sgarro, e lui si è tirato fuori dicendo che non sapeva niente. E lui con la moglie e con la suocera aveva così sì un rapporto, ma non tale da consentire delle confidenze come quelle che riguardano, diciamo, delle scorrettezze commerciali che sono state scommesse. Comunque questa è la premessa. Soumahoro cosa ha fatto per tornare in auge? Ha istituito una lista elettorale a Monfalcone, che è la cittadina italiana che ha la maggiore intensità di islamici. Ha fatto una lista, convinto di stravincere, visto che è considerato tutto il battage che è stato fatto su questa cittadina, e invece ha portato a casa uno strinicito 3%, il che significa che non hanno votato lui la lista, neanche i che sono numerosissimi a Monfalcone, e questo dimostra quanta sciocchezza abbia improntato la decisione di Soumahoro, che non riesce a azzeccare nulla. E per fortuna che è rimasto parlamentare, altrimenti sarebbe costretto anche lui a girare per strada col cappello in mano, oppure a compiere, diciamo, degli atti legali per poterci mantenere. Questo è il fatto. Soumahoro è riuscito a dimostrare che gli islamici non sono graditi neanche a Monfalcone, che è il paese, la città a maggior densità islamica. Beh, diciamo un Bamba quindi al quadrato da questo punto di vista. Tra l'altro ricordiamo che noi dobbiamo l'esistenza, diciamo, politica del fenomeno Soumahoro a altri due Bamba mica male, no? Il famoso duo Fratoianni-Bonelli, perché loro l'hanno portato in Parlamento. E non so se ti ricordi, lui il primo giorno da parlamentare si fece il selfie perché stava entrando in Parlamento, no? Con gli stivali sporchi di fango. Ecco, io sospetto sempre un po', no? Di chi... Lui che non ha mai lavorato in vita sua. Esatto. Cioè io sospetto sempre un po' di chi fa retorica, poi si è scoperto che appunto le sue cooperative da suoi parenti erano gestite in modo meno retorico, un po' più prosaico, ecco. Sì, infatti, esattamente così è quello che ho cercato di introdurre. Infatti quella famiglia lì, insomma, sarebbe da esaminare col microscopio per capire che cosa è successo. Ma per quanto riguarda Soumahoro, non si è mai segnalato per nessunissima attività, né benefica né in favore dei suoi conterranei, niente. È in Parlamento a scaldare la sedia. Assolutamente. Guarda, io ho cercato anche prima di fare la nostra puntata, per arrivare minimamente preparato, l'unica proposta di legge che ho trovato da parte sua è quella per riconoscere l'Eid al-Fitr, il giorno, diciamo, di fine Ramadan, in cui viene interrotto il digiuno, come festa nazionale. Ma ne sentivamo il bisogno? No, questa è un'altra sciocchezza che poi ha trovato, diciamo, seguito anche qui al nord, in alcune città dove certe scuole hanno voluto
chiudere le aule e sospendere le lezioni per celebrare il Ramadan, il che mi sembra veramente una scemenza incredibile, perché insomma, che senso ha? No, decisamente, come dire, sarebbe uno sconfinamento, diciamo, confessionale, no, nella vita. Tra l'altro su questo però tutti gli affezionati alla laicità sono spesso silenti su questo, ecco. Sì, anzi molti sono favorevoli, ma sì, il Ramadan è la loro festa, è giusto, in Italia c'è la libertà di religione, ma questo è un altro discorso. La libertà di religione non si estende alle lezioni scolastiche, scusa, non si riesce a capire con quale criterio vengono adottate certe idee e si cerca di renderle concrete. Io sono veramente scandalizzato e mi auguro che Soumahoro cerchi almeno di evitare la sua presenza in televisione, perché mi irrita. Sì, ti capisco. Tra l'altro il nome del suo partito, no, se vogliamo chiamarlo così, Italia Plurale, secondo me è divertente, perché poi se prendiamo il suo candidato a Monfalcone, che era il signor Konatè, diciamo, tra le altre cose si è dimostrato assai ambiguo sulla poligamia, nel senso che ha detto no, ma basta farla all'estero, no, e poi venire qui e trascriverla. Non ha trattato benissimo alcune giornaliste donne che sono andate a intervistarlo. Cioè, come dire, non c'è molto pluralismo da quelle parti, ci sono, intravedo un po' di ma riconosciamo, guardi, c'è una cosa che non si dice mai, ma nelle famiglie islamiche c'è l'abitudine di amputare i clitori delle bambine, che è una forma di tortura primitiva che non ha alcun senso e che ha delle connotazioni di crudeltà che io non riesco neanche a sopportarle solo pensandone. No, quella è una pratica orrenda, indubbiamente, fuori da ogni canone di civiltà, perlomeno nostro. Ma lo fanno anche qua in Italia. Lo fanno di nascosto, ma lo fanno. Assolutamente. Ma volevo chiederti, dal tuo punto di vista, è, come dire, meglio far presentare queste liste alle elezioni perché almeno sono trasparenti, o comunque sostenendo pratiche e comportamenti, diciamo, non affini al nostro modo di vivere, e sarebbe meglio evitare? Ma io credo che sarebbe meglio evitare, perché non può rappresentare gli italiani un personaggio o vari personaggi che hanno delle idee che vanno contro non solo le nostre abitudini, ma anche contro le nostre leggi. Sì, c'è anche questo dettaglio, che poi chiunque amministri anche un qualunque comune dovrebbe in teoria avere la Costituzione anzitutto in premessa, ecco. Direi di sì, invece la Costituzione gli islamici non sanno neanche che cos'è, anzi è un orpello da stracciare. Sì, purtroppo sì, tra l'altro lo si è visto anche il flop di Soumahoro, no? È stato commentato per esempio dal presidente dell'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche, sostanzialmente dando la colpa al sindaco leghista uscente, la Cisint, perché lei è stata divisiva, no? E come dire, si è inventata un'emergenza immigrazione, o comunque un'emergenza su questa comunità. Però le ragazze a scuola col velo ci vanno, non le ha inventate la Cisint, no? Sì, non ne hanno inventate due, nemmeno la sindaco precedente, la quale ha fatto il suo dovere, l'ha esercitato con grande senso di responsabilità e soprattutto sempre rispettando la legge. Quindi chapeau alla vecchia sindaca e spero che il nuovo sindaco si comporti come lei. Sì, lo speriamo tutti. Ti sottopongo un'ultima curiosità che ha detto ai nostri microfoni, per esempio Suad Sbai, che forse Soumahoro non è neanche una volpe politicamente, perché la comunità, no, di gran lunga maggiore a Monfalcone è quella bengalese, e lui ha candidato un senegalese che probabilmente non era ben visto dagli stessi esponenti della comunità, ecco. Sì, non penso che brilli per intelligenza, Soumahoro, e questo è dimostrato da tutta la sua attività, da quando è diventato noto, diciamo così, alle cronache. Sì, e quindi, come dire, Bamba, anche al di là delle elezioni, Bamba proprio all'esistenza politica. Bamba tout court. Esatto. Lo ribadiamo con forza e ti ringraziamo molto di essere stato con noi. È stato un piacere. Buona giornata. Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio Feltri.